Unità sanitaria locale allo sfascio. È il Partito Comunista a definire con parole dure e inequivocabili la situazione della mastodontica ULSS 21. Questa mattina, nel corso di un incontro, il senatore Franco Longo e Roberto Ongaro della segreteria provinciale hanno esposto un'interrogazione rivolta al Ministro della Sanità sulla restituzione dei ticket, sulla parallela iniziativa del PC con moduli in distribuzione al Festival Nazionale dell'Unità in questi giorni e su alcune carenze economiche, politiche e gestionali che minerebbero definitivamente l'ULSS 21. Per quanto riguarda i ticket, i comunisti premono perché quanto versato a suo tempo da chi si sia servito del Servizio Sanitario Nazionale venga restituito d'ufficio, evitando gli iter burocratici che solitamente fanno perdere ogni volontà ai cittadini. In particolare, Longo e Ongaro hanno ricordato che sono moltissimi i cittadini delle regioni centro-meridionali che si ricoverano negli ospedali di questa ULSS, circa il 50%. Una volta rientrati nelle zone di provenienza, costoro si troveranno senz'altro nelle condizioni di rinunciare all'invio delle pratiche. Comunque il modulo distribuito in questi giorni, debitamente compilato, attiva automaticamente il meccanismo di restituzione. Certo, nel periodo in cui i ticket sanitari sono stati in vigore, la spesa farmaceutica e quella specialistica dell'ULSS 21 hanno subito una notevole contrazione. Quella farmaceutica in particolare è passata da 6 miliardi al mese a 4,5. Questo a testimonianza dell'abitudine inveterata da parte di molta gente di fare un uso esagerato di medicinali e della cattiva usanza dei medici di prestarsi a questo gioco. Ma è anche vero che, pretendendo l'esborso di un ticket, la sanità si ricarica di ricoveri ospedalieri che fanno risparmiare su medicine e esami di laboratorio, e una giornata di degenza, lo ricordiamo, costa oltre 250.000 lire al giorno all'ULSS. Comunque l'ULSS 21, a fronte di un deficit di 105 miliardi a tutto il 1988, istituire dei precisi meccanismi di controllo e programmazione della spesa, dicono al PC. Un solo esempio: dopo l'acquisto di una macchina pressuratrice per rilegare i blocchetti delle ricette, all'ULSS ci si è accorti che mancano i soldi per comprare la carta. Infine i blocchetti sono stati comprati già confezionati e la pressuratrice è rimasta inutilizzata.